Il convegno Great Resignation Grandi Dimissioni si è tenuto al padiglione Rama dell'ospedale di Mestre ed era indirizzato alle direzioni, ai direttori e dirigenti dei settori ospedalieri. Voleva effettuare una disanima dell'attuale situazione di carenza del personale nel sistema sanitario regionale e del fenomeno delle dimissioni volontarie per comprendere le motivazioni della migrazione e iniziare nuovi percorsi per gestire e valorizzare le risorse umane. Il fenomeno dell'esodo del personale non è solo veneto, ma è avvertito ovunque con motivazioni diverse: ricerca di retribuzioni migliori, possibilità di fare carriera, malessere, difficoltà nel relazionarsi. Nel settore sanitario la pandemia ha fatto sì che nel personale cadessero forti pressioni, accentuando il fenomeno e spingendo molti a ripensare alla propria condizione di vita. Nel sanitario in tanti stanno pensando a contratti diversi rispetto al canonico indeterminato, preferendo forme di ingaggio atipiche o rivolgendosi al settore privato. Un fenomeno questo che rischia di compromettere la qualità dei servizi sanitari erogati. Ora, come ha affermato l'assessore alla sanità Lanzarin, si sta investendo molto sulla sanità, ma il risultato non può essere quello desiderato se non si investe la giusta attenzione sulle risorse umane. È dal personale che parte la buona sanità, dalle persone che si impegnano negli ospedali e nel territorio. In questo bisogna effettuare adeguati interventi, ha concluso la Lanzarin, a livello legislativo e contrattuale per valorizzare le competenze e le capacità, rendendo lo stesso personale protagonista del percorso di assistenza e di cura. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre, a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 40 55 20.